Leandro Maggi, continua il nostro viaggio alla ricerca delle eccellenze gastronomiche del nostro territorio. Oggi siamo alla Bottavecchia, fronte Romea. Quando passate per la Romea, prima più o meno per chi è di queste zone del Ponte Visentini, praticamente dove c'è il cantiere navale, dove c'è questa scultura con questo cane, e tra l'altro una scultura fatta con residuati bellici della prima guerra mondiale, ma ne parleremo un'altra volta. Adesso andiamo a scoprire questo ristorante particolare con lo chef Vincenzo e andiamo a scoprire anche un po' di segreti, come sempre per gusto Polesine. Se state cercando un ristorante dove mangiare un'ottima carne, alla Bottavecchia, o meglio, a Bottavecchia, non sbagliate. La carne è davvero di altissima qualità e viene cucinata alla perfezione sulla brace. I migliori tagli nella tradizione toscana, con antipasti di salumi e tartare di ottima qualità. I secondi piatti con Sua Maestà la costata, cotta alla perfezione, con un bel grado di marezzatura. Anche la grigliata mista riscuote uguale successo, con carne tenera e contorni freschi e saporiti. Naturalmente tutta una serie di primi piatti e deliziosi dessert completano l'offerta gastronomica di questo locale. Locale accogliente, familiare, con il servizio gentile ed attento. In conclusione, questo è un ristorante che consiglio vivamente a tutti gli amanti della carne. Quindi, consiglio di gusto Polesine, Bottavecchia, o meglio, Bottavecchia, a Portoviro in via Galileo Galilei 1/A.